Signori, benvenuti alla 24esima puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete, da un po' abbiamo cambiato denominazione del nostro talk show, perché abbiamo deciso di dare una caratterizzazione più reale di quello che succede qua. Siamo delle persone che insieme parlano di idee. Da qui è nata questa idea di, diciamo, come dire, assemblare questi tre nomi, queste tre situazioni. Allora, i nostri graditi ospiti, innanzitutto benvenuti a tutti. Partiamo subito, ve li presento immediatamente, partiamo dalla mia sinistra. Abbiamo Elisa Sgarbossa, che è un'esperta in biologia del marketing, argomento interessantissimo. Non da meno Davide Campora, che è consigliere comunale di Treviso, che vedremo è un accanito dei social e fa, diciamo, l'amministrazione d'attacco, come si dice. Sara Zanferrari, che è la nostra opinionista del Sestante News, la nostra testata giornalistica online. E invece qui alla mia destra abbiamo Massimiliano Ferrati, che è giornalista pubblicista presso l'ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto. In questo caso è a presentare il suo primo libro, La nebbia nell'anima. Buonasera, grazie per l'invito. Edoardo Gallo invece da seguire, poeta vicentino. La prima raccolta personale, Giorno Zero. Ci dimentichiamo della poesia nella vita di tutti i giorni, mi sono segnato, perché poi alla fine bisogna anche non dimenticarsi di un po' di poesia. E da ultimo, ma non per ultimo, come mi suggeriscono sempre, mi ricordano sempre i miei collaboratori che dico in ogni trasmissione, la Germana Scarazzalto, che è stata già ospite qui da noi qualche mese fa, presidente della AS Dance Studio, però di Milano, ripeto, AS Dance Studio di Milano, però vedete qui la coreografia, abbiamo 5 opere d'arte, come mi piace dire, 5 allievi fra, diciamo, Germana Scarazzato, fra gli allievi della scuola. Certo. Ecco, quindi rimanete incollati a vederci, perché dopo questi ragazzi ci daranno dimostrazione delle competenze acquisite grazie appunto alla maestra, all'insegnante Germana. Bene, che dire, allora partiamo subito da qui alla mia sinistra. Direi subito, ci vuole spiegare Elisa Sgarbossa cosa significa essere esperti in biologia del marketing. Ecco, aggiungo anche un'altra cosa, che mi hanno detto tutti quanti che parlo troppo, che parlo, dico sempre, faccio commenti, eccetera, eccetera. Quindi farò un po' violenza su me stesso e cercherò di parlare il meno possibile. Questo anche perché effettivamente devo dire che abbiamo un'ora di tempo, gli ospiti sono tanti, gli argomenti molto interessanti. Elisa Sgarbossa. Buonasera intanto. Beh, allora lei mi ha chiesto cosa significa essere esperti in biologia del marketing. Io partirei da uno step prima, ossia che cos'è la biologia del marketing e da che cosa nasce. Allora, la biologia del marketing nasce fondamentalmente da un percorso personale, è una creatura di giovane età e va a coniugare quelli che sono i concetti della biologia, quindi i concetti universali, concetti che riguardano l'uomo e la vita, uniti appunto al marketing, ossia alla comunicazione. Questo perché? Perché ciò che è importante, io insomma personalmente dalla mia esperienza, è raggiungere una coerenza. Quindi la biologia del marketing nasce fondamentalmente da un'evoluzione di quelle che sono un insieme di credenze e, come sappiamo bene, le credenze danno vita a un paradigma. E allora la biologia del marketing vuole portare il paradigma della responsabilità non solo a livello personale, ma anche a livello aziendale. E quindi proprio per questo, proprio nel fare comunicazione, molto spesso io, interfacciandomi con le aziende, ho sentito discorsi del tipo: ma il nostro business non funziona, il mercato è in crisi, e tutte mille scuse, o almeno io le ho considerate tali, perché in realtà il risultato di un'azienda, ossia il risultato dell'opera di una persona, ma è un manifestato di quella che è una condizione assolutamente interiore dell'uomo. Bene, non ci dica tutto, perché altrimenti poi finiamo. In effetti servirebbero tantissime ore
per parlare vabbè, di questo argomento. Approfondiremo ancora, però i nostri telespettatori magari dicono, beh, ho capito tutto, spengo il televisore e poi ci lasciano a casa. Però invece parliamo di Acampora. So che lei è un amministratore d'assalto, come mi piacerebbe definirla, perché lei è sempre molto attivo sui social. Ci hanno detto, perché mi sono informato su di lei, che lei è spesso col telefonino a documentare, solo che lo fa giovane, lo fa in maniera moderna, lo fa in maniera proattiva, quindi telefonino, foto, postare sui social di quello che succede nel suo comune. Ci vuole raccontare un po' questa esperienza, come sta attuando questa... Sì, intanto grazie per l'invito. Mi dà la possibilità un po' di spiegare la mia attività, no? Questa attività politica da consigliere di minoranza, quindi il ruolo un po', diciamo, che va a individuare le lacune più che altro, no, dell'amministrazione. Diciamo quindi, che quando uno sta all'opposizione fa più casino. No, è più facile evidenziare gli errori degli altri, no? Esatto. Perché certe volte quando succede consigli comunali magari basta cambiare il ruolo e vedi quella dell'opposizione col coltello in mezzo ai denti, bandana, no? All'attacco, al contrattacco. Esatto, diciamo che il consigliere d'opposizione appunto ha questo ruolo, quello appunto di essere oppositore. E io diciamo che utilizzo i social in maniera molto, molto costante. È mia abitudine appunto girare per la città e quando individuo un problema, diciamo, che può essere un sorta, non so, per esempio degrado oppure qualcosa che non va bene, lo posto su Facebook oppure addirittura faccio dei video, faccio delle dirette Facebook. Diciamo che insomma non è che ho inventato l'acqua calda, semplicemente faccio vedere a tutti i miei, diciamo, follower oppure pseudo sostenitori comunque cosa faccio ogni giorno, giorno dopo giorno, e questo crea in sostanza una serie di persone che poi cominciano a seguirti, no? E comincia a farti una sorta di reputazione, se vogliamo chiamarla Senta, ma così. come gestisce i famosi haters, cioè quelli che poi alla fine ogni volta magari fanno i soliti commenti gratuiti? Allora, ci sono anche quelli, c'è anche quel lato oscuro. Io ne ho contati finora 5, che non sono tantissimi, però insomma diciamo che li porto come delle medaglie, no? Perché poi naturalmente Quindi sono affezionati, diciamo, 5 affezionati. sono 5 haters che qualsiasi cosa faccio, poi dopo loro criticano pesantemente, però naturalmente quando ti metti in politica devi anche capire che insomma c'è anche l'altro oscuro della medaglia. E appunto dicevo, io non è che sono tutto il giorno in giro per Treviso. Naturalmente ho instaurato una rete di contatti, di persone, di cittadini che mi conoscono e che mi mandano segnalazioni, no? Poi naturalmente ho anche un lavoro, per fortuna, quindi non è che sono tutto il giorno a fare politica. Però poi in pausa pranzo, magari la sera, quando ho finito le mie attività lavorative, vado effettivamente a vedere nel luogo in cui ho ricevuto queste segnalazioni, e se mi rendo conto che la cosa è veramente così importante da segnalare, la butto sui social, no? Quindi da lì poi parte tutto un procedimento che arriva all'orecchio poi dell'amministrazione e 9 volte su 10 dopo qualche giorno è tutto risolto. Questo appunto è un argomento che volevo chiedere dopo. Allora, invece abbiamo Edoardo Gallo che ha scritto queste poesie. Adesso chiediamo l'assistenza di Sara, la nostra, diciamo, in questo caso in veste di assistente, opinionista, giornalista del Sestante, di leggerci un brano, perché ovviamente, ma questo non perché in genere lo facciamo dire a Gallo magari l'ha scritto lei, invece è più bello farselo raccontare da un terzo. Beh, diciamo anche che ho scelto quello che piaceva a me, che mi risuonava e così ho anche la possibilità di chiedergli da dove è nato, da dove è sgorgato. Parole. Ho nostalgia delle parole. Le mie parole rampicanti, quelle che ramificavano come glicine, che si scagliavano al cielo come soffioni nel vento, aggrappate come un'edera ad ogni tuo respiro. Quelle che nidificavano tra il desiderio e l'incoscienza, tra un sussurro e un silenzio. Quelle che incrociando il tuo sguardo ti trovavano sorpresa e nuda. Quelle che sgorgando come acqua alla fonte dissetavano la mia vita. Bene, complimenti a Gallo e complimenti ovviamente anche all'interpretazione. Grazie. Allora Gallo, dalle parole poi ovviamente l'antitesi è ovviamente il silenzio, no? Come gestire il silenzio. Ci vuole raccontare un po' come è arrivato a questo percorso di vita, perché poi scrivere poesie, mi passa il termine, diciamo una condizione ancora più complessa che non scrivere un libro, no? Perché bisogna scegliere le parole, bisogna
con poche parole esprimere dei sentimenti. Assolutamente. Scrivere poesie nasce da dentro, è una condizione, penso, personale. Tutti abbiamo la possibilità di farlo, poi c'è chi osa. Io dico che la poesia è un atto di coraggio, perché comunque bisogna essere coraggiosi in poche parole ad esprimere qualcosa di proprio, di molto profondo, e comunicarlo, esternarlo anche agli altri. E chi, come in questo caso ringrazio Sara Zanferrari, della lettura, perché vuol dire che trova comunque partecipazione, quindi è un qualcosa che avvicina moltissimo le persone. E oggi c'è veramente, secondo me, un gran bisogno di poesia in questo mondo urlato, forse parole dette più pacatamente, ma che probabilmente possono arrivare più in profondità, avere appunto questo atto di coraggio. E allo stesso tempo io l'ho sempre definita anche un ponte che unisce ogni sentire. Tutti noi abbiamo il nostro sentire, che non è quello delle orecchie, ma è il sentire interno, ed è veramente molto importante che le persone possano esprimere questo sentire, alle volte così profondo. Secondo me c'è bisogno in tutte le nostre attività lavorative, politiche, qualunque cosa, di esprimersi in una certa determinazione, leggerezza, ma determinazione, senza essere invece magari superficiali o urlatori. Ecco. Quindi... E forse magari viviamo un mondo dove sicuramente l'aspetto che lo fa la maggiore è un po' l'aspetto della superficialità dei sentimenti, no? Ci lasciamo con un SMS, anzi il rapporto non ti voglio più, e quindi secondo me ci vuole un po' di poesia, abbiamo perso un po' di... Bisogna ritrovarla, tanto è vero che oggi tra l'altro 21 marzo è il giorno del Mondiale della Poesia, quindi tra l'altro è la data di nascita di Alda Merini, quindi un po' fa tutto, e hanno deciso di dedicare un giorno mondiale alla poesia, quindi io penso che quel qualcuno che l'ha pensata questa cosa, questo gruppo di persone ritiene che la poesia sia un valore da non disperdere. Assolutamente, perché se abbiamo un po' di poesia magari questo ci permette di essere meno violenti, meno aggressivi, quindi di portare più pace, che non vuol dire solo, non pensiamo solo alla pace come l'aspetto in Siria per esempio che fanno la pace vuol dire anche quella con la nostra compagna, vuol dire anche quella con il nostro amico, vuol dire anche col coinquilino che non può essere nel nostro condominio, che non può essere per forza come noi, ma è necessariamente diverso. Quindi scatenare dentro di noi quel sentimento che sicuramente abbiamo e che abbiamo magari che l'economia, la crisi. Io penso anche colpa un po' della crisi, la crisi ha un po' brutalizzato certi rapporti, ha portato magari ad abbassare un po' il livello. Sì. Bene, invece allora ci vuole raccontare Massimiliano Ferrati, invece ha scritto il suo primo libro, questo magari vogliamo farlo vedere. È il mio primo romanzo d'esordio, La nebbia dell'anima, che è un giallo ambientato in Veneto, in particolare a Padova e Chioggia, con una minuziosa anche descrizione dei luoghi e delle atmosfere. È un giallo, dunque c'è un assassino, un assassinato, una ragazza trovata morta nella spiaggia di Sottomarina, con delle ferite a forma di croce capovolta. Viene coinvolta una setta satanica, c'è, come in tutti i gialli, un inquisitore, un capitano dei carabinieri, che appunto svolge le indagini, anche attraverso il diario che questa ragazza, Speranza Bicefalo, ha lasciato come testamento personale, ma anche come traccia per poter poi risalire ai colpevoli. Tutto si confonde in un paesaggio avvolto nella nebbia, che vuole essere anche una descrizione metafisica di una società che magari ha smarrito i veri valori e che vive confusa, incapace di riconoscere i veri sentimenti, le vere persone, la vera essenza, l'essenza autentica delle cose, è smarrita, magari in conflitto tra quello che vorrebbe essere, ciò che la propria coscienza detta, e la parte invece che più o meno ciascuno di noi, e sicuramente i protagonisti del romanzo, si trovano costretti a recitare sul palcoscenico della vita. Bene, grazie per questa prima presentazione. Ecco, poi magari se ha piacere scelga pure un pezzo, così magari lo leggiamo assieme.
Ecco, adesso invece da ultimo, ma non per ultimo, lo sapete, mi piace dire questa frase, Germana Scarazzato, che è presidente ASDS Studio Milano. Ecco, ci vuole dire un po' che cosa fa, anche perché poi magari, ecco, qui abbiamo la testimonianza effettiva di quel lavoro, del suo lavoro, però mi piacerebbe che lei lo raccontasse dal punto di vista proprio emozionale, cioè il contatto con i bambini, con i ragazzi, vederli crescere, motivarli. Allora, cioè, diciamo subito che quello che faccio io tecnicamente è insegnare ad amare la danza. E quindi si parte dall'età del gioco danza fino alle ragazze grandi che poi dopo di solito con l'età dell'università mollano ed è un peccato, però insomma questo è il percorso in linea di massima, tante prendono percorsi anche di insegnamento e questa è la parte tecnica. La parte emozionale è quella che è come dare ad ogni bambino un mattoncino per costruire la propria vita e sempre ritorniamo anche a un discorso appunto come artistico, ecco, emozionale artistico, cioè loro all'interno della scuola di danza riescono ad esprimere un loro sentire. Ecco. Certo, sicuramente la scuola di danza dà un'impostazione, ecco, però ballando loro possono dimostrare quello che sentono attraverso, sempre con la musica, per cui fin da piccolissimi, diciamo, prima si insegna ad amare la musica, ad amare la danza sotto forma di gioco e poi man mano che crescono con l'età, crescono i livelli di danza e apprendono sempre di più una tecnica, esprimono sempre di più, poi si fanno spettacoli, concorsi e diciamo che i risultati per me sono più che soddisfacenti perché i ragazzi e i bambini di adesso, le bambine di adesso hanno tanto da dare ed è una vera soddisfazione vedere che quando semini qualcosa loro colgono, perché la musica, la danza, tutte le forme di arte secondo me servono tantissimo proprio per poter dare, quindi quello che io semino mi viene ridato indietro con gran soddisfazione, per cui vederli che alla fin fine, perché comunque la danza è una disciplina, ci sono delle regole, accettano, soprattutto queste nuove generazioni che fanno molta fatica ad accettare le regole, accettano, imparano, studiano, ci mettono molto del loro, è una gran soddisfazione. Bene, bene, complimenti. Grazie. Ecco che poi va detto anche un'altra cosa, noi genitori ci lamentiamo molto dei nostri figli, sempre in giro per strada, come mai magari ci chiedono i 10-20 euro al giorno per quelli che se lo possono permettere di dare. E invece magari ci sono delle belle possibilità di studio, di approfondimento della danza che magari in un certo senso aiuta i genitori a tenere i figli impegnati. Allora io dico una cosa, tante volte i genitori a me esattamente dicono mamma mia il costume, il tutù, cioè si lamentano sempre. Io rispondo, soprattutto quando sono verso l'età dell'adolescenza e preadolescenza, preferite che stiano in piazza a usare i soldi per sigarette, per alcol, perché comunque purtroppo è così, oppure investire su una passione? Allora vedo che si fermano a pensare, perché giustamente come uno strumento, come ballare, li tiene tanto impegnati emotivamente e riescono anche a organizzarsi meglio, perché loro si organizzano lo studio in modo tale dopo da avere il tempo per poter venire a danza. E credo che sia un buon mezzo che entra nell'animo dei bambini e dei ragazzini. Ecco. Bene, sì, perché poi magari noi genitori certe volte non ci rendiamo conto che magari pensiamo ai figli, sì, l'importante è che devono essere liberi, però ogni tanto magari dagli qualche regoluccia, diciamo, un po' di educazione, anche perché poi quando saranno grandi sicuramente prenderanno tante batoste ed è giusto che magari se gliele insegniamo magari a saperle gestire. Invece molti genitori pensano che proteggere i propri figli sia voler bene ai figli, invece magari dobbiamo insegnargli a vivere. Allora, Sgarbossa, ci vuole un po' approfondire questo aspetto che diciamo prima, quindi esperta di biologia del marketing, quindi ovviamente se io ho una bella azienda però dentro non trasmetto energia positiva, quindi questo vuol dire che alla fine non farò mai niente di buono nella mia attività
aziendale? Ma guardi, per la mia esperienza e per i miei studi, io sono anni, diciamo, che ho approcciato la biologia. Posso dire che l'essere umano, ma non perché lo dico io, questo perché lo dimostra la biologia, quindi lo dimostra scientificamente, è un essere che si manifesta in più livelli. Quindi tutto ciò che fondamentalmente noi siamo come risultato appunto di un sentito interiore. Quindi trovo molto riscontro anche in quello che dice Edoardo, scusa, come dire, nella necessità di esprimersi per come appunto ci si sente, quindi anche una sorta di analisi di coscienza dove il marketing diventa uno strumento proprio per comunicare con se stessi. Quindi in pratica se noi diciamo siamo negativi, oggi non farò nessun cliente, non riuscirò mai a realizzare nulla, alla fine anche se una bella struttura, però se non abbiamo quella carica interiore che ci fa stare bene, l'energia positiva non si trasmette in definitiva e quindi diventa... Diciamo che il discorso è un pochettino più complesso, nel senso che noi siamo il risultato comunque di una memoria biologica che risale alle nostre generazioni passate e in particolar modo l'essere umano si programma dal 70° giorno di vita embrionale al 7° anno di vita. Quindi tutto ciò che un essere umano vive appunto in questo periodo specifico, poi lo porterà nel futuro da adulto a un susseguirsi e un ripetersi di avvenimenti per cui se non si chiederà il perché, cioè il motivo profondo, difficilmente riuscirà ad arrivare ad una risoluzione. E questo non vale solo per la vita personale, ma vale poi soprattutto anche per la vita professionale, perché il cervello, ricordiamoci, è formato da 2 emisferi. Uno diciamo che controlla più la parte intima, personale, l'altro invece che controlla proprio la parte lavorativa. Quindi se il cervello è in equilibrio e l'equilibrio deriva sostanzialmente da una serie di domande che l'essere umano si pone dentro di sé, proprio con il fine di prendersi la responsabilità. La biologia del marketing proprio si pone l'obiettivo di portare questo nuovo paradigma all'interno delle organizzazioni aziendali. È una battaglia, tra virgolette, perché non è semplice diciamo, arrivare a questa trasformazione. Quindi non vivo più diciamo, nella causa-effetto, ma vivo nella responsabilità dei miei sentiti. Quindi anche qualora mi accada qualcosa che io vivo come un qualcosa di negativo, in realtà quello è un manifestato di una mia condizione che mi vuole portare a comprendere quali sono i passi per una mia evoluzione. Bene, bene. Argomenti molto interessanti che magari in così poco tempo è difficile sviluppare. Ecco, io direi a questo punto che siccome vedo i ragazzi irrequieti ed è giusto che hanno, quanti anni hanno Germana? 3-4. 3-4, allora direi che a questo punto, magari se è d'accordo Germana, prepariamo una piccola pièce, certo. Visto che ce l'abbiamo qui, a questo punto approfittiamo, almeno cerchiamo di capire qualcosa in più, anch'io, siamo tutti ignoranti sulla danza, così magari mentre voi li preparate faccio una bella domanda ad Acampola e dico Acampola, vedo che lei ha lanciato, perché mi sono documentato, niente tasse per chi rilancia le attività chiuse da tempo. Non le sembra un po' demagogica questa? Ma non è demagogica perché io semplicemente ho preso spunto da quello che hanno fatto già altre amministrazioni, cioè non mi sono inventato niente neanche in questo caso. Il problema delle chiusure dei negozi in centro a Treviso, parlo della mia città, ma penso che sia un problema che molti centri storici in Italia stiano subendo negli ultimi anni, soprattutto dopo l'apertura anche di molti centri commerciali che nell'Interland favoriscono parcheggi gratuiti e diciamo a livello logistico anche accessibilità più facile. Appunto non ho fatto altro che prendere spunto da un'altra amministrazione per proporre appunto questi incentivi ai commercianti. E quindi cosa diciamo, riguarda esattamente questa proposta?
alle attività commerciali che vengono riaperte e che sono chiuse da almeno 3 mesi, il Comune si impegna a restituirgli per i prossimi 3 anni, diciamo per il triennio successivo, tutte le tasse comunali. Quindi IMU, TASI. Ma è una proposta questa o è già Questa è una proposta che adesso si discuterà. Ho capito, va bene. E che c'è il Comune di Alessandria, per esempio, scusi se mi permette un attimo, Certo. l'ha già portata avanti, quindi la giunta comunale l'ha già con ottimi risultati. Quindi è un problema che va a colpire il problema del rilancio dei locali, vedere le sale cinesche chiuse è veramente un delitto. Cioè, Lei pensi che... dispiace veramente, perché sono posti di lavoro, opportunità. Esatto. Però l'imprenditore dovrebbe essere un attimino più attento, magari a non aprire gli stessi business che ci sono nei centri commerciali, quindi a fare un po' di più l'imprenditore, fare qualche sondaggio di mercato prima di aprire un bar, perché magari di fronte ce n'è un altro. Certo, bisogna stare attenti bisogna a anche stare attenti a questi aspetti. Ecco, adesso Germana, Scarazzato, se siamo pronti, poi riprendiamo a campo gli argomenti. Io direi che possiamo lanciare, se vuole mettere, non so, i ragazzi vogliono mettersi più al centro, e così io adesso mi sposto più indietro. Ah, ma qua siamo nel gioco danza, per cui ogni cosa è libera. Ogni cosa è libera, va bene. Allora, mettete qui in centro, principesse e principi. In centro? Qui in centro, via. In centro, dai, vicino al tappeto rosso. Dai. Allora la maestra vi mette una musica e voi potete fare quello che volete, va bene? Sì, ho visto che dopo ci hanno preso Qua gusto. invece abbiamo una versione più arrabbiata. E vabbè, ci può stare, dai, fatto scenico. Vieni, dai, Noemi, vieni dalla maestra. Dai. Bene, complimenti ai ragazzi. Ovviamente complimenti anche all'istruttrice di danza Germana, che ci ha messo Scarazzato, che ci ha messo veramente del suo. Ecco, vi posso dire che vederlo da qua, certe volte magari noi siamo abituati a vedere in televisione, però vedere da vicino, a qualche metro di distanza, la plasticità dei movimenti, vedere proprio cosa c'è dietro, anche questa è una forma di, come dire, di poesia. Gallo, cosa ne pensa? L'arte è tutta poesia. Cioè, io per esempio faccio qualche volta delle serate con altri artisti e uniamo le nostre arti proprio perché è tutto molto più bello e molto coinvolgente. Quindi non so, la copertina del libro è stata fatta da Andrea Marchesini. Mettiamolo in favore di telecamera, sì, che così non è di Andrea Marchesini, e sarà anche il nuovo libro che uscirà tra un mese. È sempre una sua opera, e quindi facciamo delle serate dove lui espone le sue opere. Andrea Marchesini è un pittore, un artista di Vicenza piuttosto noto, e poi per esempio vengo accompagnato da dei musicisti anche molto importanti. Per esempio sono stato al Festival di Caorle l'anno scorso, Flussi Diversi, e
lì ero con Giuseppe Laudan e Giuseppe Dal Bianco, che sono due persone, due artisti veramente molto molto importanti. Quindi l'arte poi, se si riesce a unirla, la scultura, la pittura, la musica e tutto quello che è la danza, è tutto molto più piacevole, e le arti, come le persone, comunicano tra di loro, e questo comunicare è fondamentale per poi coinvolgere chi è spettatore, e in quel momento non è più spettatore, ma diventa lui stesso facente parte della rappresentazione stessa, dell'emozione stessa. Diventa protagonista, perché Diventa protagonista. noi ci siamo evoluti con la musica e con la scrittura, quindi Assolutamente. siamo diversi, abbiamo una specie dominante perché siamo in grado di fare queste cose qua. Ecco, adesso riferito, prima abbiamo parlato delle parole, Sara. Adesso all'opposto parliamo di silenzi o di silenzio. Sì. Ci puoi dire qualcosa? Sì, beh, c'era un'altra poesia che mi aveva preso qualcosa. Volevo prima, però, se posso, mi stavo guardando intorno e stavo ragionando un po' su che c'era un tratto caratteristico tra tutti gli ospiti oggi, che secondo me è la creatività, perché comunque anche la biologia è una cosa veramente creativa e nuova nell'ambito di un'azienda, non verrebbe mai in mente, e lascia molto molto spazio alla personalità. Certo. E lo stesso, la maniera di Acampora di fare il consigliere comunale è decisamente creativa, e sicuramente una maniera creativa può portare più frutto rispetto magari a una maniera più standard e più pacata. A volte serve qualcosa di nuovo per rompere gli schemi. Poi ovviamente abbiamo due scrittori, abbiamo il ballo, e quindi mi è venuta questa cosa, stavo guardandoli tutti e ho pensato, però c'è tanta creatività in questo studio oggi. No, ma in effetti quello che ho detto sempre in ogni trasmissione, cioè l'idea di questo tipo di trasmissione è quello di trasmettere, lo dice la parola trasmissione, vuol dire questo, trasmettere qualcosa di diverso. È più facile forse fare la trasmissione sui soliti temi, i migranti, la gente che si azzuffa, le liti, eccetera, però parliamo di cose negative. Io invece credo che si possa parlare con altrettanta positività di cose positive, cioè di cose che attengono alla vita reale di ogni giorno, che però purtroppo il tran quotidiano ci impedisce di valorizzare. E questa ora, che io spero che molti telespettatori passeranno con noi, è l'occasione di capire che ci sono altri mondi, altri modi di vivere altrettanto gratificanti, e quindi possiamo ogni tanto gratificarci anche dell'esperienza degli altri, dei nostri ospiti che si mettono in gioco oggi qui con noi. Bene, allora Acampora ci vuole un po' raccontare. Bellissima questa iniziativa, però diciamo lei mi ha detto correttamente, quindi non è che faccio questo di mestiere, non è che segugio dei problemi di Treviso, però quando i suoi concittadini ne segnalano. Però so che sicuramente Treviso, come tutte le città, ovviamente ha un problema, diciamo, come dire, importante della vivibilità del territorio, no? Un po' che succede, i centri cittadini, i negozi chiudono, le persone si spostano dai centri per andare nei centri commerciali, la sera non esce più nessuno, baby gang, ho paura del migrante, non esco di casa. Esatto, no. Appunto, come le dicevo prima, lei consideri che nel giro di 2 anni solo in centro a Treviso hanno chiuso 150 attività in rapporto a solo 12-13 aperture. Quindi siamo di fronte a un problema che più avanti andiamo più sarà sempre imponente e da risolvere. Per esempio, parliamo un attimo anche dei quartieri, perché poi noi pensiamo che la maggior parte degli abitanti comunque abitano nei quartieri, l'80% delle persone. Se mi chiude il calzolaio di quartiere, se mi chiude il fruttivendolo o il tabaccaio, non solo c'è una perdita di tipo economico, commerciale per la città, ma manca il presidio del territorio. E questo è quello che spesso magari non si considera, perché il calzolaio, il tabaccaio, il fruttivendolo sono aperti dalle 9 di mattina alle 7 di sera, controllano, guardano, vedono chi gira, chi non gira. Se tu mi vai a togliere quel presidio, fai un danno non solo economico, ma anche proprio di sicurezza. Ed è quello che sta accadendo, i classici quartieri dormitorio. Cosa succede? Di conseguenza, questo sommato anche al periodo comunque storico che stiamo vivendo, di questa immigrazione molto forte di questi ultimi 3-4 anni,
porta a creare non solo dei ghetti, ma anche delle zone in cui anche i nostri stessi ragazzi, magari con dei problemi familiari alle spalle, che non fanno danza purtroppo, però vanno appunto a bere, a fumare e creano questi gruppi. Noi a Treviso abbiamo 2 o 3 luoghi, soprattutto una piazza molto centrale, dove questi ragazzi si riuniscono, sono molto maleducati, sputano, vanno via con la bicicletta, impendono con lo skate e stanno diciamo rappresentando un problema, perché tutte le attività commerciali chiudono, perché poi dopo i clienti non arrivano e sono costretti a chiudere. Io sono figlio di commercianti e so benissimo cosa vuol dire portare avanti un'attività, cioè a fine mese devi pagare i dipendenti, pagare le tasse, pagare l'IVA, e quindi se tu non lavori prima o poi la corda si spezza. Io ho chiesto più volte al comune appunto di intervenire in questo senso, ma non semplicemente con un presidio della polizia dove magari li fai spaventare e quant'altro. Il problema va risolto alla radice, creando appunto, mi viene sempre in mente la danza della signora per esempio, non so, delle attività sociali, delle attività come questa qua, cioè spingere queste famiglie anche a includere i ragazzi in un processo diciamo di un interesse che possono trovare per poter toglierli dalla strada. E questo è quello che un'amministrazione comunale, in collaborazione con la provincia, con le regioni, cioè non è che è lasciato da solo, deve trovare a questi ragazzi, perché se no vanno comunque a rappresentare un problema per il territorio. Bene, allora cosa ne pensa, diciamo, lei, Sara Zanferrari, che è sempre in prima linea sulla Riviera del Brenta di queste problematiche? Infatti all'inizio, quando aveva parlato di questo problema, la prima cosa che mi è venuta in mente, al di là del discorso commerciale, è questa cosa dell'impoverimento del territorio, del fatto che cominciano a esserci sempre meno persone per strada, manca l'aggregazione, cioè si sfalda tutto e perdi tutto quanto. Quindi da una cosa che sembra solamente commerciale e economica c'è tutto un impoverimento a cascata che riguarda tutto il territorio. Chiedo a Ferrari, che è giornalista, ma questa gente dove va? Cioè, io mi chiedo, i negozi chiudono, la gente non esce più di casa, ma dove i migranti che arrivano, ma questa gente dov'è? Cioè, che fine ha fatto secondo me? Bisogna tenere un giusto equilibrio tra riappropriarsi degli spazi pubblici, riconnettere le persone. Oggi viviamo soprattutto sui social una vita virtuale molto isolata, invece il segreto, anche per combattere l'insicurezza percepita, che è il vero malessere, il malessere più grande avvertito dai cittadini, è quello di avvicinare le persone, riavvicinare le persone, creando dei momenti di confronto, di dialogo e di socialità tra le persone, anche attraverso attività sportive, ricreative e culturali, che questo serve anche a riappropriarsi degli spazi magari lasciati adesso al degrado. Per combattere la sicurezza, per combattere il degrado è sì giusto potenziare l'illuminazione, avere una giusta politica di integrazione con i migranti, ma soprattutto è essenziale sottrarre spazi alla criminalità organizzata, e come si sottraggono anche dando vita a manifestazioni e eventi culturali, perché la cultura è una straordinaria arma per far vivere meglio le nostre città, per rilanciarle, per creare nei cittadini un senso di benessere e di positività per il futuro. Però poi le dico una cosa che penso, che almeno confrontandomi anche con altri amministratori, che poi alla fine nei comuni c'è la fronda dei residenti delle piazze, che invece appena c'è un decibel in più, un po' di rumore in più, chiamano i vigili devono intervenire per forza, però così stiamo uccidendo. Per quello ho parlato di giusto equilibrio, perché anche il codice penale e il codice civile parlano sempre di giusta misura, del limite di tollerabilità. Viviamo in una comunità, una città, un quartiere sono comunità allargate. Se tutti noi siamo insofferenti nei confronti dell'altro, la socialità e il legame sociale si spezza. Ciascuno deve sopportare un po', dimostrare un po' di pazienza, di tolleranza, per consentire alle altre persone di esplicare la propria personalità. Però campo spesso il politico vuole tenersi buono il cittadino e tende ad intervenire, cioè nel senso di dire
bene, c'è il rumore, chiudiamo il bar perché fa troppo rumore. È anche vero che magari in certi casi non è giusto che certi cittadini abbiano discoteche, fra virgolette, bar aperti, caos, schiamazzi fino all'1, alle 2 di notte, però non possiamo avere, diciamo, come dire, produrre, faccio un esempio banale, produrre tanta immondizia ma avere un inceneritore a 1000 km di distanza. Cioè, vogliamo il benessere, vogliamo avere una città viva, però non possiamo non accettare il rischio che ci sia del rumore, che ci sia della vita, appunto. Beh, come in tutte le cose non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, quindi è veramente difficile come amministratore far fronte a questo tipo di problemi. Io personalmente ho anche delle persone, dei cittadini che mi hanno chiamato perché il bar sotto fa casino, perché si lamentano, e dopo chiudi il bar e si lamentano che poi non passa anima viva e il quartiere si spegne. Quindi bisogna sempre comunque far rispettare le regole in sostanza. Se ci sono degli orari da rispettare e i bar fino a quell'ora possono comunque fare la loro attività, è giusto che gli venga lasciata fare. Far contenti tutti non si può. Quindi per esempio mi viene in mente anche un'altra manifestazione, non so se conoscete a Treviso, Suoni di Marca, no? Che per 2 settimane a fine luglio tutte le mura diciamo, vengono proposti questi chioschi dove si può mangiare, poi sono anche concerti e anche lì ci sono moltissime lamentele di tutti gli appartamenti che sono intorno alle mura, no? E c'è un pochino da fare dei sacrifici, cioè i cittadini devono anche capire che comunque per poter portare anche benessere e anche far conoscere Treviso in provincia, no? Per poter portare indotto, magari per 2 settimane all'anno devono portare un po' pazienza. Forse Gallo manca un po' di poesia alle persone, che siamo talmente inariditi che siamo diventati asociali alla fine. No, ma assolutamente, cioè, io penso che passi molto per lì. Bisognerebbe essere un pochino rispettosi della felicità degli altri, oppure a turno. Cioè, godere della certo, felicità. Cioè, nel momento in cui c'è il bar che fa la propria, diciamo, attività, un po' di festa, godere di quello, poi godere del silenzio, godere del sentire che abbiamo detto prima, cioè un po' a turno anche se vogliamo. Se invece vogliamo soltanto una vita o una situazione sempre stabile come vorremmo noi, probabilmente forse diventa anche noiosa alla fine, sì, forse un po' di tedio. Saremo già morti probabilmente. Infatti. No, perché se eliminiamo qua, non socializziamo, non facciamo più nulla, alla fine è come un po' morire. Senta, Scarazzato, ci dica un po' qual è il segreto per come si fanno a gestire i ragazzi, a motivarli adesso che hanno tante tentazioni di cose più belle, più che bello Facebook, invece di fare sacrifici vado al bar, cioè voi come insegnanti come riuscite a coinvolgerli? Intanto cercando di entrare anche in contatto con il loro mondo, prima di tutto, capire, perché i ragazzi sono cambiati tantissimo rispetto ad anni fa, per cui è un continuo evolversi. Giorni fa una ragazza gli ho detto va bene, ma guarda sulla nostra pagina Facebook, e mi fa ma maestra, mi ha detto, cioè, non esiste più Facebook, è per i vecchi, adesso c'è Instagram. E io ho detto, cioè, subito sono andata a guardarmi e iscrivermi, cioè è anche molto bello perché loro sono hanno una ricchezza, hanno tanto veramente da dare. E penso che questo sia il meccanismo, capire come sono loro senza imporre un essere diverso. Attraverso quello poi entrare, c'è sempre quella piccola porticina che resta aperta, che è quella dei sentimenti, perché hanno un'età, soprattutto gli adolescenti e preadolescenti, sono bellissime queste esplosioni di sensazioni. E là c'è sempre la porticina aperta, allora riesci a entrare in contatto con loro, ma non lo so qual è il segreto. A me piace molto questo mondo, mi piace ascoltarli e forse anche questo che loro si innesca un meccanismo, ecco, forse si innesca un meccanismo di ascolto da tutte e due le parti, quindi loro automaticamente si lasciano anche magari guidare verso un'attività o verso qualcosa, c'è una questione di fiducia forse, si instaura così. Ecco. Bene. No, cioè i ragazzi di adesso sono veramente, secondo me, molto, molto avanti, anche sentimentalmente. È che forse c'è poco ascolto. Forse non abbiamo tempo come genitori di ascoltare.
corse, siamo tutti di fretta, tutti di corsa e c'è questa forma, quindi loro si confidano tantissimo, le ragazze con me si confidano tantissimo, che tante volte io mi sento imbarazzata perché non sto zitta perché non posso dare dei consigli, ascolto, però molto probabilmente c'è tanto bisogno di dialogo, ecco, e poi di manifestare quello che si sente, ma forse anche di ascoltare, perché non è vero che non sono buoni ascoltatori, ecco. Però diciamo che è un bel lavoro, io amo molto il mio lavoro e comunque i bambini, le ragazze sono cambiate tantissime. In questi ultimi 10 anni c'è un cambiamento incredibile e stare dietro a questo cambiamento è uno stimolo molto forte anche per me, sicuramente. Aiuta a mantenere giovani, diciamo Sì, così. diciamo La mettiamo così, in effetti Diciamo così. si rimane giovani arricchendosi con l'esperienza degli altri. Certo, E quindi sì. avere la possibilità di avere sempre giovani Un bel confronto. vicino a sé che arricchisce. Va bene, allora senti Sara, vogliamo leggere l'altra poesia che avevo scelto? Sì. Per contrapposizione alle Per parole, contrapposizione. adesso parliamo di silenzio. Deve tacere il cielo. Deve tacere il cielo davanti alle stelle. E tu, luce di luna, parla per me, perché io non posso più parlare. Dire è un verbo inutile. Fa silenzio, cielo, taci il mio cuore. Bello, Anche bellissimo. con così poche parole, no? Come si è bisogna- subito delineato, almeno a me, un'immagine di quiete, di questa luna, il buio, tutta una cosa romantica se vogliamo, Certo. ma abbiamo L'insegnamento- bisogno di questo romanticismo. L'insegnamento di questa poesia è che forse certe volte magari vogliamo parlare a tutti i costi, invece magari certe volte il silenzio. Ascoltare il silenzio, anche sapere. E oggi siamo molto presi nell'imporre continuativamente quello che vorremmo che si realizzasse nelle persone che abbiamo di fronte a noi. Vorremmo che tutto il mondo esterno fosse esattamente come noi vorremmo che fosse, e invece dobbiamo imparare ad ascoltare quello che gli altri ci dicono, perché se non sentiamo quello che ci ha da dire il nostro partner, ma non partendo dalla televisione, intendo dire, partendo anche dai nostri figli, dai partner, dai nostri amici, dai nostri colleghi, effettivamente corriamo il rischio non solo di non capire quello che ci succede, ma anche di impoverirci intellettualmente, perché se non ci abituiamo a un confronto con chi ci sta di fronte, automaticamente ci impoveriamo, perché rimaniamo, magari colleghiamo la biologia del marketing, Esattamente questo. ci rimettiamo poi in una condizione in cui pensiamo che quello che facciamo è valido solo perché lo pensiamo noi. E quindi questa cosa poi nascono, io dico che è anche un po' frutto di, forse un po' la paura, no? Io dico queste forme di sicurezza indotte nascono un po' dalla paura di mettersi a confronto. Certo, sono assolutamente d'accordo. Non solo, si rischia di entrare nel meccanismo della colpa, quindi appunto si esce dalla possibilità di prendersi la responsabilità. Poi volevo fare anche un altro collegamento con ciò che diceva Sara poco fa, ossia che oggi c'è un po' un comune denominatore tra tutti noi. In realtà, guardandolo proprio attraverso gli occhi della biologia del marketing, non è un caso, perché tutti noi oggi ci eravamo messi d'accordo a livello cosmico di incontrarci in questa sede, proprio per arrivare a ognuno di noi mettere un pezzetto, diciamo, un pezzo di un puzzle, di un disegno più grande. Perché appunto nonostante ci occupiamo nella nostra vita di cose così diverse, in realtà appunto abbiamo trovato un filo comune e anche una condivisione di pensiero. Mi è piaciuto molto il discorso anche di Germana, sempre se posso dare una visione attraverso la biologia del marketing. I giovani ragazzi che oggi sono... Però le dico,
quel filo conduttore, diciamo la verità, che è anche merito del conduttore. Esatto. Diciamo, no, perché gli altri, io non mi voglio lodare, però gli altri dicono che me la cavano, a parte Diciamo la che lei battuta. era Gesù. No, non voglio arrivare. No, comunque effettivamente diciamo, il conduttore ha questo ruolo un po' particolare di saper cogliere aspetti preponderanti di uno o dell'altro e di saperli amalgamare. Prego. Sì, no, volevo solo aggiungere una cosa. Ad esempio, a livello aziendale, per quanto mi riguarda, io voglio solo ragazzi giovani, e non è per fare una discriminazione, ma è proprio perché i giovani guidano, in realtà. Guidano molto di più di quanto noi adulti non crediamo. Proprio perché ci mettono sotto gli occhi i manifestati, gli irrisolti che ci appartengono. E quindi ci danno modo proprio di crescere, ci danno modo di entrare in un'altra dimensione. Se vogliamo anche oggi, parlando un po' di connessione e come tema, il web ad esempio, non è altro che una realizzazione di ciò che l'essere umano è in grado di fare, perché l'essere umano riesce a produrre in sostanza solo ciò che viene poi rappresentato a propria immagine, a propria somiglianza. Quindi il web proprio rappresenta questo sistema di connessione tra tutte le persone e quindi appunto la comunicazione poi diviene in qualche modo il mezzo per cui se ci succede qualcosa è proprio perché siamo noi che siamo in connessione con quel qualcosa per un determinato motivo. Lo vogliamo veramente, insomma. Perché c'è un universo che ci guida verso un superamento di una paura, quello che si diceva poco prima, fa. esatto, va bene. Argomenti molto interessanti. Ferrati, ha pensato qualcosa per noi da... Sì, avevo accennato prima che Speranza Bicefalo è la protagonista, assieme al capitano dei carabinieri che indagherà poi sulla sua morte, del romanzo. E lascia un diario e attraverso il diario non solo sfoga e manifesta le proprie frustrazioni, il proprio malessere interiore che poi è dovuto a un passato scomodo che il lettore potrà scoprire strada facendo, avventurandosi pagina dopo pagina nella lettura del romanzo. Però rimane una traccia anche per il capitano dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare alla fine il colpevole. Appunto leggo un brano direttamente dal diario di Speranza Bicefalo. Stento a riconoscermi. Forse perché il tempo fa, avevo davanti i miei sogni, ora invece di fronte a me trovo solo dubbi, paure e le aspettative degli altri. Dinanzi vedo la strada terribilmente in salita, decisamente troppo ripida per poterla affrontare. Mi sento come un maratoneta che ha corso di slancio, in modo istintivo, i primi 30 chilometri e ora non ha più l'energia per giungere al traguardo. Penso di aver capito dove sta il nocciolo del problema. In realtà ho solo finto di possedere un carattere altruistico, generoso, desideroso di spendermi per gli altri, per i bambini bisognosi. Tutte balle. Il fuoco che ha animato Ippocrate non mi ha contagiata veramente, a essere sinceri, anche se di medicina era solo il sogno di mio padre. In realtà è una facoltà prestigiosa che mi consente di compiacere il mio ego smisurato, tutto qui. Ho sempre desiderato più di ogni altra cosa che Speranza Bicefalo potesse essere il prototipo della ragazza perfetta, la figlia ideale che tutti avrebbero desiderato avere, un meraviglioso connubio di bellezza e intelligenza. E questa commedia, che per anni ho sapientemente portato avanti, mi ha succhiato la linfa vitale e ora sono come una marionetta alla quale hanno reciso i fili. La superbia e l'ambizione mi hanno portata a un'altezza troppo elevata e adesso sono rovinata a terra e precipitare da lassù fa male, tanto male. Ho preteso troppo da me stessa. In verità non ho mai posseduto la capacità per emergere. Era tutto un bluff destinato prima o poi a finire. Questo racconta la parabola della protagonista che agli occhi della comunità claudiense sembra proprio il prototipo della ragazza perfetta. Tutti i doni della natura sembrano concentrati su di lei. È bella, brava, intelligente, impegnata nel sociale,
attiva in parrocchia, insomma la figlia ideale, però dentro di sé, dentro il proprio cuore, nasconde un segreto inconfessabile, nato da, possiamo svelarlo, abusi subiti dal padre. Un insospettabile ingegnere e direttore di un'importante industria del Veneto. Però la gente non può sapere il dramma sperimentato da questa ragazza, un dramma, questi abusi sessuali e psicologici che ne hanno minato l'identità, la sicurezza, portandola ad avere un'insicurezza verso gli altri e dunque incapace anche a trovare il vero amore della sua vita, che è un cruccio per lei, e quando lo trova, quando crede di averlo trovato, sarà incapace di avere un rapporto corretto con questo ragazzo, perché non saprà farsi rispettare, in quanto lei stessa non si rispetta come donna, e finirà per essere attratta da un turbinio di degrado, avvicinandosi all'abuso di droghe, alla tossicodipendenza, che la porterà e la spingerà verso il baratro. Però alla ricerca disperata di un riscatto morale, appunto attraverso il diario, queste parole, l'esperienza vissuta anche cruda, speranze che, e da qui anche il nome scelto, che le coetanee, le generazioni di giovani possono attraverso le sue parole, la sua dolorosa esperienza, trarre un monito e un significato, che è quello di diffidare dei falsi miti, di avere rispetto per se stessi e di avere la capacità di inseguire i propri sogni, sempre e comunque, anche difendendolo da tutto e da tutti, perché solo la ricerca del proprio sogno è il segreto, forse l'unico per la felicità, e questo vale anche per me stesso, che ho sempre desiderato fin da piccolo arrivare a fare un lavoro che mi permettesse di scrivere, che è sempre stata istintivamente la mia passione, o comunque nell'ambito della comunicazione sono riuscito lavorativamente, anche come hobby, per ora è solo un hobby, la scrittura. E appunto questo sogno che ho rispolverato, questo sogno di bambino che ho rispolverato, penso sia un motivo per essere felici in questo mondo difficile. Bene, noir a tinte forti, sì, comunque, sì, sì. Sicuramente a tinte forti. Allora abbiamo un minuto ciascuno, perché altrimenti poi il nostro editore, perché noi come social abbiamo un tempo illimitato, però come quando andiamo sul canale digitale terrestre non possiamo sforare, perché altrimenti andiamo a rovinare il palinsesto. Davide Campora, lei che è nella stanza dei bottoni, ci prevede il futuro su quale sarà il prossimo governo? Nazionale, intendo. Lei che sa, che vi confidate. No, io sono nella stanza dei bottoni a livello più basso. Però magari vi confidate fra di voi, vi dite io non ho la sfera di cristallo, spero solamente che comunque il prima possibile si possa raggiungere un governo. L'Italia ne ha fortemente bisogno e comunque abbiamo visto anche altre esperienze europee dove anche per più di un anno, per esempio mi viene in mente il governo di Bruxelles, il governo belga, che per quasi 500 giorni è stato senza governo. Quindi noi non siamo Bruxelles, però comunque dobbiamo dare un governo al Paese al più presto, perché comunque l'economia e anche il sistema burocratico comunque deve girare al meglio. Io mi auguro appunto che non si vada a nuove elezioni, perché comunque sono delle risorse ancora da mettere sul tavolo. Il pericolo è quello. Io spero che si mettano d'accordo, comunque si devono mettere d'accordo. Senso, ma devono non per farci un piacere secondo noi, per i loro interessi. Evidentemente chi teme di non avere lo stesso vantaggio che ha avuto nell'ultima elezione, chi teme di perdere ancora, secondo me si devono mettere d'accordo in quel senso là. Elisa Sgarbossa, un flash di 15 secondi in auspicio per la sua professione? Veloce, 15 secondi. Io invito tutti a approfondire proprio tutti gli aspetti della biologia, perché la biologia non è solo quello che ci insegnano a scuola, anzi. La simbiosi, l'osmosi, quelle cose là. No, assolutamente, la biologia è un qualcosa di magico che ci porta ad elevarci su tutti i nostri piani esistenziali. Bene, grazie. E allora invece Edoardo Gallo, la poesia è? Io le leggerei 10 secondi. Sì. Si intitola proprio Sentire, che forse è parlare, ascoltare. Non sono verbi infiniti. Sentire, sì, sentire è sicuramente infinito. Bene, giusto, complimenti ancora.
Germana Scarazzato ci vuole poi raccontare del 2018 cosa c'è. Io so che quest'estate c'è qualcosa tipo, vuole dire, non C'è può qualcosa dire, che vollemo in si può pentola. dire, non si può dire. Non si può ancora dire, non si può ufficializzare, però insomma diciamo che più avanti vi aspettiamo nello spettacolo di fine anno, i primi di luglio. E Cioè, facciamo fine anno accademico. fino anno accademico sì. ovviamente, e ci saranno appunto, sapete che noi facciamo anche l'acrobatica aerea con il cerchio e con i tessuti, e poi abbiamo tutte queste meraviglie dalle bambine piccole alle più grandi. Purtroppo non posso dire niente di ufficiale, però insomma vi aspettiamo a fine anno, magari Ci farà sapere. Vi farò Germana, sapere. ampia visibilità a chi fa questo lavoro con passione, perché i risultati si vedono. Grazie. Sara, cosa diciamo? 60 News è sempre il nostro giornale settimanale online, sempre con la tua presenza, la Riva del Brenta ormai. La Riva del Brenta non ha segreti, ormai non ha segreti. lanciatissimo. No, mi è piaciuto che anche io uso queste cose dei video, e evidentemente no, l'idea non è stata solo mia, è di tanti altri. Il video aiuta la parola e aiuta la diffusione, e quindi non a caso adesso è nata anche la televisione. Bene, bene. Ecco, un flash di 5 secondi proprio cronometrati, un altro libro, ecco, magari voi che avete fatto il libro fatelo vedere in favore di telecamera, così avete in mente qualche altro libro, oppure qualche altro libro di poesie, Gallo, qualche libro lei, oppure per il momento ci fermiamo ferrati a... Beh, per il momento ho realizzato il mio sogno, che era quello di appunto pubblicare questo primo romanzo, e dunque di dare un po' di me stesso a tutti i protagonisti di questo libro, perché ovviamente non è autobiografico per nulla, ma c'è un po' di me, della mia sensibilità, del mio modo di vedere le cose in ciascun personaggio. Per il futuro penso che un altro libro ci potrà essere, però magari vediamo se arriverà l'ispirazione. Qualcosa di meno noir, attenti a Foschi, facciamo qualcosa di più romantico, magari. Non so, è un auspicio, ma è romantico, è un auspicio per, così, per sdrammatizzare. Io invece Cavolo. il 5 maggio presenterò il nuovo libro a Poetry Vicenza, quindi al Festival della Poesia di Vicenza. Benissimo, allora ci racconterà magari questa nuova esperienza, mettendola a disposizione. Grazie. Allora, che dire, ringraziamo i nostri ospiti. Prima di citare uno a uno, ringrazio innanzitutto Germana Scarazzato, che ha portato una parte dei suoi allievi, i genitori che sono lì in trepidante tesi per i loro ragazzi di questa performance, sono stati bravissimi, sono stati un'ora in piedi, non hanno fatto assolutamente rumore, sono stati veramente bravi, ma più che altro bravi nella loro PS, nella loro performance, ci hanno stupito per la loro plasticità e ci hanno trasmesso qualcosa di veramente bello. Quindi Davide Acampora, consigliere comunale di Treviso, saluto appunto i miei ospiti, Elisa Sgarbossa, esperta in biologia del marketing, la nostra Sara Zanferrari, opinionista, in questo caso lettrice delle poesie di Gallo, di Edoardo Gallo, che è poeta vicentino e che ci ha portato la sua raccolta Giorno Zero. Germana Scarazzato, presidente SD Dance Studio Milano, Elisa Sgarbossa l'abbiamo già, esperta in biologia del marketing, e poi appunto da ultimo in questo caso invece abbiamo un giornalista pubblicista presso l'ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto, ma in questo caso l'autore del libro La nebbia dell'anima, Massimiliano Ferrati, che ci ha promesso che invece il prossimo libro sarà meno noir, se possibile usiamo, va bene, che poi i libri devono trovare un'aspirazione personale. Che dire, questa è la seconda puntata, la 24esima puntata del ex 60 News, ma in effetti sappiamo che idee insieme, abbiamo idee e persone, è sempre lo stesso format ovviamente, solo che come vedete anche con una scenografia un po' diversa. Quello che vi posso dire, e spero, almeno da parte nostra, abbiamo creato un feeling, prima diceva la nostra esperta di biologia, si è creato un feeling comune, quindi qualcosa che ci ha accomunato assieme. Abbiamo parlato di sentimenti, di situazioni molto vive, molto vissute, su cui sicuramente ognuno di noi ha una porticina nascosta, e oggi purtroppo la crisi, l'economia, la freddezza dei social ci costringe a tenere sempre più in profondità la paura di esprimere i propri sentimenti.
Oggi invece lo abbiamo fatto liberamente. Vincenzo Lovino.